Un tempo meta di personaggi illustri, carrozze e cavalieri, l'antica trattoria Ballotta conserva il fascino del passato e i segreti culinari della tradizione. Incastonata fra i colli Euganei a Torreglia, è la trattoria che vanta la storia più antica, fin dal 1605. Dopo 4 secoli, eccola nel suo splendore accogliere la prima delle 5 serate intitolate Tesori tra le mura sulle tavole di tutti i giorni, una rassegna enogastronomica dedicata alle eccellenze del montagnanese. Il proprietario, Fabio Legnaro, esalta quelle che saranno le prelibatezze accuratamente preparate dai suoi chef, a fare da protagonisti i prodotti del territorio. Sappiamo benissimo che la zona di Montagnana e dintorni ha una grande tradizione sia come prosciutti che come ortofrutta, quindi come frutti di terra. Prima di accedere all'accogliente salone da pranzo, un ricco aperitivo di benvenuto per i numerosi ospiti presenti, con il prosciutto veneto Berico Ugano DOP e i salumi offerti da Piero De Battisti del prosciuttificio Brianza. Sono De Battisti del salumificio Brianza e assieme ai figli e mia moglie siamo lieti di essere qua in questo ambiente rinomato e il più antico di Padova, che presentiamo il prosciutto nostro veneto dei Colli Iberici Ugani. Non solo prosciutto, sulle tavole della trattoria di Torreglia anche la culatella. Abbiamo anche la culatella che è sempre il cuore del prosciutto, praticamente è sempre fatta con la stessa tecnica, solamente l'aggiunta di sale e basta. È il tempo che dà la maturazione necessaria a questo salume che, come il prosciutto, questo ha un 18 mesi e invece la culatella, che essendo un po' più di dimensione piccola, arriviamo ai 12 mesi. A riguardo del prosciuttificio Brianza, non solo i prosciutti e la culatella, ma ho visto dei bellissimi salami soppresse e dei filoni affumicati. Ad accompagnare i piatti della serata, i vini del Consorzio di Tutela Vini Merlara DOC, presentati da Romano Sauncella, responsabile dello stabilimento di Merlara. Presentiamo un prosecco, un marzemino, una malvasia e un rosso taglio bordolese di Merlot e Cabernet. La realtà del Consorzio di Tutela Vini Merlara DOC, presieduto da Luigino De Togni, grazie alla fusione con altre importanti cantine del territorio, è confluita nel Consorzio Collis Veneto Wine Group. Noi nel 2007 abbiamo fatto la fusione con la cantina di Merlara con la cantina di Corognola ai Colli. Nel 2008 abbiamo costituito il consorzio di secondo grado, il Collis Veneto Wine Group. Oggi questo comparto, questo gruppo rappresenta 3.000 soci, 7.000 ettari di vigneto per una produzione di 1.400.000 quintali di uva. Il nostro territorio storicamente sarebbe il territorio della Scudassia, è un territorio di vocazione viticola perché appunto il nostro cavallo di battaglia, che è la Malvasia, già ai tempi dei veneziani era un vino molto importante. Dopo un piacevole prosecco extra dry Collis, abbinato ad una zuppetta di asparagi bianchi con crostoni al formaggio, è stata la volta di un raffinato malvasia bianco e di un risotto agli asparagi verdi con un nastro di crudo croccante. Proprio gli asparagi sono i protagonisti dei primi piatti, nonché protagonisti di stagione dell'azienda agrituristica associata OP Campossole Bio di Vasco Franceschi, con sede a Castelbaldo. È una cooperativa prevalentemente biologica. Produciamo sia ortaggi che frutta, in particolare mele e pere. Noi abitiamo a Castelbaldo, l'azienda è situata nel comune di Castelbaldo tra la provincia di Padova e Verona. Abitiamo proprio nei confini delle due province. Siamo proprio in riva al fiume Adige, circa 500 metri di lontananza dal fiume. I terreni sono molto buoni perché sono di origine alluvionale, di conseguenza sono molto ricchi e fertili e questo è molto importante per la ricchezza e la fertilità che danno poi il gusto anche al nostro prodotto che questa sera presentiamo, l'asparago, che è molto ricco di sali minerali, vitamine e quindi anche molto gustoso. Il nostro prodotto di asparago consiste in asparago bianco, verde e il violetta. Prevalentemente però la nostra produzione è il bianco in particolare, sono varietà che vengono dall'Olanda dove hanno caratteristiche proprio spiccate per produrre il torrione bello bianco. Cosa vuol dire? Oltre bianco deve avere la punta molto chiusa, deve essere non troppo fibroso, non deve essere troppo sensibile alla raccolta
Sì, insomma, sono tutte caratteristiche che noi produttori dobbiamo conoscere per mettere poi sul piatto del consumatore un prodotto altamente qualificato e che sia apprezzato poi anche, oltre che dalla bellezza, anche dal gusto. L'asparago, mentre il verde basta metterlo nell'acqua bollente per 15-20 minuti o anche meno ed hai già il prodotto pronto per mangiare in abbinamento con altri, magari con il classico uovo o altri prodotti tipo il prosciutto, lo speck, eccetera. Asparagi verdi, bianchi, violetta che richiamano i colori della primavera e utilizzabili in cucina anche in caso di dieta, poiché l'asparago sazia, disseta e non ingrassa. Siccome abbiamo acceso il vecchio spiedo dell'antica trattoria, abbiamo voluto che i titolari del prosciutto Brianza ci portassero delle carni e abbiamo messo allo spiedo, come avete visto nelle immagini prima, delle parti nobili del maialino che stasera assaggeremo. ottimo anche il gran spiedo con le carni di corte, polentine in ferri e verdurine di stagione con un rosso doc. Infine un tocco di magia con la sfogliatina alla crema chantilly e fragole fresche biologiche. Immancabili il ringraziamento e i saluti del dottor Terenzo Zanini, presidente di Coop Services, che ha reso possibile l'iniziativa in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e la GCI Veneto. A sostegno della serata, l'amministrazione di Montagnana, il Consorzio Tutela Vini Merlara Doc, Credi Veneto ed Eurocoltivatori Veneto. Le prossime serate di Tesori tra le mura sulle tavole di tutti i giorni si svolgeranno il 16 maggio a Monselice, il 31 maggio a Santa Giulia di Porto Tolle, il 6 giugno a Chioggia con la serata conclusiva presso l'Istituto Professionale Alberghiero di Montagnana.